Buonasera da Covigono, ristorante Albergo Oasi Bianca, una conviviale importante dove un gruppo di agricoltori trattati sia della zona emiliana che della zona Veneto hanno avuto l'incontro con il senatore Bartolomeo Amidei, che salutiamo. Salutiamo il nostro gentile ospite, tra l'altro anche agricoltore Silvio Succi, che come ripeto, oltre che agricoltore è anche il patrono di questo bellissimo ristorante Albergo, Arnaldo Bovoretta, produttore di sementi polesani, e il senatore Bartolomeo Amidei. E risaltate in questa discussione, in questo incontro, alcune criticità del vostro settore, in particolar modo per voi che fate anche cultura intensiva, quindi costi particolarmente cresciuti, i guadagni che si sono ridotti, e voglio fare un riassunto al senatore per quanto ha captato questa sera. Ricordiamo che il senatore Amidei è nella Commissione Agricoltura del Senato della Repubblica Italiana, quindi è persona sicuramente che conosce il settore, conosce anche le difficoltà, e tra l'altro lei ha anche un passato di agricoltore, o sbagli? Allora, l'incontro è stato decisamente positivo perché ci troviamo innanzitutto a parlare di agricoltura in un bellissimo contesto che ancora per molti non è conosciuto, ma lo è sempre di più, che è il Delta del Po. Questo territorio creato per lo più dall'uomo ha consentito che si formassero quelle aziende agricole tali per cui oggi rappresentano le migliori agricole per colture estensive, e non solo, d'Italia. Fondamentale quindi il rapporto diretto con le aziende, e questa sera ne è un esempio, per capire e capire i problemi dell'agricoltura, per poi trasferirli in commissione, nelle commissioni o in aula, per scegliere e individuare le soluzioni migliori. In questo momento qua, qual è il problema degli agricoltori in generale e in particolar modo per chi fa le culture compost, cereali, non solo? Ma fondamentalmente, come diceva poc'anzi l'amico Silvio, un grosso problema attuale è un problema di mercato. Oggi fondamentalmente i nostri prodotti non ci vengono riconosciuti, non ci vengono riconosciuti soprattutto dal mercato. È un'agricoltura, soprattutto la nostra agricoltura polesana, ma non solo, ma anche basso ferrarese, che è uguale, è un'agricoltura uguale. Noi portiamo avanti in particolar modo derrate alimentari, mais, soia, grano. Ultimamente il grano, sia nel Polesine, quindi in provincia di Rovigo, che nella provincia di Farapa, stiamo diventando le nostre aziende agricole si stanno specializzando sia da un punto di vista produttivo, ma soprattutto da un punto di vista qualitativo. Noi stiamo facendo invidia anche, tra parentesi, ai nostri amici francesi. E quindi, tornando al discorso dei prezzi, perché questo? Fondamentalmente ci sono delle speculazioni enormi, perché il prodotto manca e non si capisce perché effettivamente oggi le nostre borse non privilegiano il nostro prodotto. Il mercato è in mano a 4 grossi gruppi, 4 grosse multinazionali che effettivamente stanno manipolando questo mercato. Stanno abbassando quando è ora di comprare e innalzando quando è ora di vendere per loro, quando le nostre aziende agricole, come diceva prima l'amico Succi Silvio, non hanno più prodotto da vendere. Tra l'altro in questo momento sta venendo avanti anche un altro grosso problema, che è il famoso accordo del Mercosur. L'accordo del Mercosur significa che 4 grossi stati a livello di America Latina, Brasile, Paraguay, Uruguay e Argentina, stanno portando avanti un accordo che gli sembra sia già arrivato in porto a livello europeo, in cui, se non sbaglio senatore, in cui loro porteranno avanti che cosa? Soprattutto i prodotti che loro riescono a produrre, che sono prodotti che andranno in contrasto con le nostre produttività. Quindi questo sarà un altro grossissimo problema, anche perché non ci daranno prodotti uguali ai nostri, la famosa reciprocità. Cioè noi ormai produciamo con delle regole europee, con delle grosse regole restrittive da un punto di vista europeo. Loro per esempio queste regole non ne hanno, e poi non hanno la burocrazia che abbiamo noi in Europa, burocrazia che ha un costo anche. È ora di cominciare a ragionare anche in questi termini. Ecco, quindi
E chiedo anche a Silvio, lei parlava prima, Silvio, della qualità, il nostro prodotto eccellente, quindi in questo momento qua non parla di eccellenza. I costi, guardiamo solo i concimi, gli antiparassitari, le lavorazioni, il gasolio che lei è a €1 a un litro e tutto quello che gli segue dietro, anche se produci con una certa qualità, non riesci a fare il reddito perché il prezzo è molto stringato. La globalizzazione ci porta ad avere delle importazioni, come diceva Arnaldo, adesso dal Mercosur, dalla Turchia che è piena di grano e altri tipi di cereali, e con dei prezzi, con dei costi anche di produzioni, a parte i prodotti che possono usare e noi non possiamo usare, ma con dei costi di qualsiasi tipologia che sono inferiori ai nostri e quindi ci portano fuori dal reddito, andiamo fuori il reddito. Fortunatamente, anche se è stata ridotta, siamo sostenuti un po' con la PAC che ci dà un aiuto per mantenerci, ma se un giorno dovessero tirar via o ridurre ancora di più la PAC, per l'agricoltura estensiva dei nostri territori sarà un problema grande. Nella serata sono venute fuori delle proposte. Un prodotto IGP, da seguire i protocolli particolari e ottenere una certificazione per quanto riguarda i prodotti fatti specialmente nell'ETA, che ricordiamo ha delle qualità organolettiche che altri territori non hanno. Quindi lei in commissione del Senato avete già portato queste proposte, le state portando avanti, ci si sta muovendo per garantire alla qualità di un prodotto unico anche un reddito adeguato. Sì, allora indubbiamente vanno fatte delle distinzioni tra quelli che sono prodotti cosiddette specialità e quelli che sono le commodities, cioè i prodotti che vanno sui mercati internazionali come la componente decisionale alla fine purtroppo è solo il prezzo. In questo caso sono appunto i prodotti che Quindi parliamo di commodities, parliamo di grano, mais, soia, girasole, cioè quei prodotti dove purtroppo è il prezzo minore a portare l'industria ad acquistare il prodotto. Questo va a svantaggio di chi fa anche qualità, come nel nostro caso, perché rispettiamo i protocolli disciplinari, abbiamo idealmente i prodotti con meno residui di principio attivo di agrofarmaco in assoluto in Europa, con indici anche 10 volte inferiori, in molto significativi, per cui un prodotto sano, ma il mercato, soprattutto su questi prodotti, non premia la qualità. in questo momento qua sarebbe impossibile pensare a un'agricoltura senza questi aiuti? No, assolutamente. Oggi come oggi, se dovessero venire a mancare, sarebbe un grossissimo problema per la nostra agricoltura. Io sto seguendo da qualche anno filiere importanti, quali per esempio una fra tutte la filiera carta del mulino Barilla. Non solo, ormai stiamo portando avanti anche un discorso di filiera per quanto concerne l'orzo da birra, che è un'altra cosa molto importante, che tra l'altro il nostro Polesine e anche il parco del Delta del Basso Ferrarese è un discorso che può portare avanti. Stiamo parlando anche con qualche multinazionale francese per avere la possibilità di avere un grano ad hoc per il Delta, per il nostro Delta, e secondo le ultime analisi questo sta avvenendo. Ma non solo. Oggi come oggi dobbiamo assolutamente, per far emergere le nostre qualità, dobbiamo assolutamente dare degli input, dei messaggi alle nostre aziende agricole perché si impegnino a seguire determinati disciplinari, non solo, ma fare in modo di portare sul mercato un prodotto di qualità, e sappiate che ci stiamo riuscendo. Ecco, l'ultima domanda a Silvio, moderatamente ottimista quindi o Ma molto moderatamente ottimiste. Dovrebbero, almeno la Barilla, fare un prodotto fare dei prodotti con il nostro grano. Abbiamo fatto bene a aderire alla carta del mulino via. Quindi bisognerebbe spingere verso la Barilla o questo grosso gruppo che è uno dei più grossi mondiali a fare un prodotto biscottiero o panificabile o quello che studiano loro, con una caratteristica che è quella della
del nostro delta, insomma, Veneto, Emiliano. E ne aveva in aiuto il famoso progetto, questo che c'è nell'aria, del famoso C'era uno lì che si può dire questa è un biscotto fatto col grano alto. L'osservazione e la critica che sta facendo l'amico Silvio, sì, è importante, volendo è anche costruttiva, però sia ben chiaro che oggi sul mercato nazionale è il primo gruppo agroalimentare che ha messo sul piano un determinato conquibus, cioè un premio, perché il famoso 3% è stata la Barilla. Oggi abbiamo un grano che è sicuramente venduto, abbiamo un premio, abbiamo un massimo di listino e quindi, signori, la Barilla ci sta mettendo del suo, sia ben chiaro. Si può migliorare, cioè, certo, infatti stiamo portando avanti, stiamo tentando di portare avanti anche un discorso di ulteriore qualità, perché siamo convinti che il nostro delta, sia emiliano-romagnolo che polesano, quindi veneto, possa dare dei risultati ancora superiori. senatore moderare. Io sì, moderatamente ottimista. Io sono ottimista, ma sono nel contempo anche realista. E tutto ciò sarà in funzione di quanto riusciremo a mettere in pratica di quanto abbiamo detto, che è un buon inizio per percorrere quella strada nel dare valore aggiunto al nostro prodotto. Per fortuna la politica di questo governo ha posto un freno a quel famigerato Green Deal Farm to Fork, dove volevano eliminare tutti i prodotti utilizzabili in virtù di un fantomatico prodotto tra virgolette sano, perché sano lo è comunque, ma per penalizzare l'Italia. Noi diciamo no, perché abbiamo le eccellenze, lo dimostriamo continuamente e lo dimostreremo in questa occasione. Signori, grazie. Grazie a lei.